Astoria ha scelto il sistema di qualità nazionale produzione integrata SQNPI. Salubrità, sostenibilità e salvaguardia ambientale. L'iniziativa si chiama Scrivo con il cuore, a proporla è la redazione di Cronache Trevigiane. È un invito alla scrittura autobiografica e alla condivisione delle proprie emozioni che questo momento particolare propone, cercandone anche una di positiva, facendoci aiutare da un ricordo o da un'immagine. Un piccolo pensiero, una poesia, delle frasi che emergono, gli scritti con il cuore saranno poi letti nel corso delle prossime puntate di Cronache Trevigiane e pubblicati sul sito e nei social media della stessa trasmissione. Inviali assieme ai tuoi dati a luca@zgroup.tv. Nell'oggetto digita Scrivo con il cuore. L'invio vale come consenso alla pubblicazione. Tutte le informazioni su www.cronachetrevigiane.tv e sulla pagina Facebook di Cronache Trevigiane. Ben ritrovati, nuova puntata di Cronache Trevigiane, ovviamente in smart working. Staremo vicini alle tante iniziative che si stanno svolgendo nel territorio, quasi tutte in forma virtuale. Parleremo di agricoltura, avremo i Los Massadores con noi, parleremo anche di raccolte di fondi. Intanto avete seguito il nostro spot dedicato a Scrivo con il cuore, cominciano ad arrivare i vostri iscritti e ve li condividiamo come promesso. Ad esempio Maddalena che invita alla lettura di Giuseppe Berto, Il cielo è rosso, cita queste parole: un più grande bene verrà a tutti gli uomini, ai poveri dei ricchi, a quelli che hanno perso e a quelli che hanno vinto. Sono certo che verrà un tempo migliore, non so quando, ma verrà. Luigina invece ci manda il suo scritto: stiamo vivendo un momento buio al quale non avrei mai pensato di poterlo mettere nella mia vita. Da subito non mi è stato indifferente, all'improvviso eccolo qui tra di noi. Di colpo ti trovi stravolta, la vita che cambia, non sei più padrone, non hai più libertà e comincia la paura. Come la sto vivendo io? Il primo periodo l'avevo classificato come una forte influenza, ma ben presto ho capito la sua gravità. A quel punto mi ha preso una sensazione di insicurezza che ti fa venir male, però sempre con la speranza di superare. Dappertutto stasera suonano l'inno d'Italia e mi sento molto emozionata nel pensare a questa nostra povera e bella Italia, ma sono fiduciosa, andrà tutto bene. E ora andiamo a scoprire l'iniziativa di Centro Marca Banca, ovviamente grande solidarietà da parte di questo istituto. Buongiorno, sono Claudio Alessandrini, direttore generale di Centro Marca Banca. Siamo una banca di credito cooperativo, il nostro valore fondante è l'aiuto. In questo momento è importantissimo aiutare chi è in prima linea, chi sta lavorando ininterrottamente per noi, per i nostri cari, per tutte le persone che stanno rischiando la vita. Centro Marca Banca ha già donato 50.000 euro per l'acquisto di 2 apparecchiature di ventilazione polmonare agli ospedali di Treviso e Venezia. Ma questo non basta. Siamo anche artefici di una raccolta fondi tramite donazione. Quindi donate collegandovi al nostro sito di Centro Marca Banca, alla piattaforma di crowdfunding CMB for People. Con il vostro aiuto, assieme, sconfiggeremo il virus. Bene, complimenti a questo istituto di credito. Ancora Scrivo con il cuore, ancora scritti che vogliamo condividere, li troverete anche nella nostra pagina di Facebook. Annalisa che ci propone le sue sensazioni di una passeggiata, mi raccomando, adesso è meglio evitarle. Sensazioni giallo narciso, rosso ciliegio, verde erba, azzurro cielo, colori forti accesi, colori delle 1000 sfumature che vogliono primavera. Si sente nell'aria la primavera, si sente il profumo che il vento disperde in quella che è aria fresca, aria pulita. Silenzio. Invece Gabriele da Castello di Godego ci propone addirittura Woodstein con Guerra, si è spenta la luce, non c'è più voce. Fuori la guerra, dentro la galera, c'è un silenzio irreale per questo mondo virtuale, un nemico invisibile che colpisce e uccide con forza e decisione incredibile, un nemico astuto, fatto di scienza e di nulla, si insinua dappertutto ma che ama la folla, che ama la morte, che odia la vita, ma lo si combatte, lo si vince con l'umana intelligenza infinita. Ma è una guerra lunga, aperta, che obbligherà l'uomo, comunque vada, a rimanere allerta.
Abbiamo ora due amici di cronache trevigiane della Treviso. Uno è il noto, ovviamente Red Canzian, lo ascolteremo anche con i suoi consigli, e poi abbiamo ricevuto da Tinto, che con Fede conduce Decanter su Radio Rai 2, un messaggio. Sentiamoli. Io resto a casa perché il virus non ha le gambe, utilizza noi per andare in giro e quindi non voglio portarlo in giro e tantomeno voglio incontrarlo in giro e quindi sto a casa, questa casa che ho goduto sempre poco perché sono sempre stato via e come me succederà a tante altre persone che in questo periodo avranno la possibilità di riscoprire anche le bellezze di stare a casa, il rapporto con le persone care, ricominceremo a parlare, a raccontarci, a rivedere le fotografie di quando eravamo bambini o a recuperare i nostri hobby. Io per esempio mi sono rimesso a lavorare col DAS e oggi ho fatto questo picchio per il mio nipotino, per Gabriel. Non è poi così male stare a casa. Io resto a casa. Amici, buongiorno. Sono Tinto, conduttore di Decanter su Rai Radio 2. Sapete che sono molto legato alla città di Treviso e sapete anche che a me il bicchiere piace mezzo pieno. In questo caso è mezzo vuoto, anzi è proprio vuoto. Allora conto di superare questo difficile momento tutti insieme e di brindare magari venendo a trovarvi sul territorio di una città che amo in modo particolare. Treviso, salute! E ora concentriamo l'attenzione sul mondo dell'agricoltura. Sappiamo che le aziende agricole devono rimanere aperte, è importante la produzione di cibo, l'approvvigionamento, non mancano però i problemi. Abbiamo sentito Giorgio Polegato, presidente di Coldiretti di Treviso. Ecco l'intervista. Coldiretti Treviso non si ferma. La struttura trevigiana, che conta una sede provinciale e 12 uffici zonali, resta operativa per dare supporto alle imprese agricole del proprio territorio, fondamentali nella produzione di cibo e in questa emergenza anche di servizi alla comunità. Cerchiamo di mantenere quel grande potenziale che abbiamo qui in provincia di Treviso in termini di ortofrutta, di formaggi, di salumi, di vino, perché comunque i consumatori ci sono e hanno voglia di mangiare made in Treviso, perciò non ci fermiamo né tantomeno in produzione né anche a dare supporto ai tanti produttori con i nostri uffici zonali che sono aperti per dare risposte, per dare un aiuto, per dare un sostentamento a quelle aziende che oggi sicuramente stanno soffrendo. Obiettivo di Coldiretti Treviso è intervenire a tutti i livelli affinché il settore primario non si fermi, nemmeno per i comparti più fragili come quello lattiero-caseario. Dobbiamo comunque pensare a quegli ambiti, quei settori che oggi stanno soffrendo particolarmente, il latte in primis, perché la chiusura dei locali, il canale Oreca, ha messo sul mercato del prodotto in più che sta creando dei problemi anche ai trasformatori. Stiamo anche sensibilizzando la Regione Veneto perché in qualche maniera si attivi per intervenire a compensare in parte a questo surplus con una cifra che si avvicini il più possibile a quello che erano le condizioni antecedenti a questa emergenza. A preoccupare fortemente anche il comparto del florovivaismo e della floricoltura, che non nasconde forti criticità durante quello che di consueto è considerato il massimo periodo di punta. Dobbiamo pensare che tutte le piantine che ci sono attualmente in serra, che dovevano essere immesse nel mercato ai tanti privati che comunque si facevano l'orto o il giardino, oggi non c'è mercato. Migliaia di piante dovranno essere distrutte con un danno, potete immaginare, importante per i tanti produttori che abbiamo anche localmente. E anche qui quello che noi chiederemo e stiamo chiedendo anche a livello nazionale che ci sia un intervento importante da parte del governo per sostenere un settore molto fragile, molto sensibile, che è stagionale e che vive in questo periodo il periodo di punta. Fondamentale inoltre il monitoraggio e la cooperazione che Coldiretti sta avanzando con le istituzioni per salvaguardare i comparti agricoli. Attivati inoltre anche email specifiche dedicate alle aziende e ai 15.000 soci della marca, che possono rivolgersi a emergenza.treviso@coldiretti.it. Siamo, ripeto, fiduciosi che questo che diventi presto un brutto ricordo, e comunque da parte di Coldiretti Treviso sarà sicuramente il massimo impegno, massima disponibilità di tutti di far sì che le aziende non abbiano danni permanenti in futuro.
Rimaniamo con Giorgio Polegato, con Coldiretti di Treviso. Ci sono dei fondi comunitari che si possono sbloccare, sono una boccata d'ossigeno per le nostre imprese agricole della provincia di Treviso. Sentiamo Polegato. A preoccupare Coldiretti Treviso anche il blocco dei pagamenti PAC previsti per i prossimi mesi. A chiare lettere il comparto primario chiede ad Avepa che i fondi vengano sbloccati e i controlli posticipati. Le aziende non possono assolutamente aspettare tempo ulteriore, già una parte dovrebbe essere stata già erogata, cosa che purtroppo ancora non è avvenuto, ed è un momento dove questo aspetto qua deve assolutamente essere velocizzato, perché le aziende hanno bisogno di ossigeno. Almeno si dia un acconto, si anticipi quelle cifre in buona parte, in modo che le aziende possano assolutamente almeno avere il stretto necessario per poter sopperire a questo momento di grande difficoltà, di grande emergenza. Sulla bilancia ben 15 milioni di euro solo per l'agricoltura trevigiana, per la quale attendere fine anno potrebbe rivelarsi fatale. Anche su questo abbiamo interessato il governatore per cercare di dare anche qui e velocizzare, dare risposte ai nostri produttori che vivono anche di questo sostentamento. Perciò se ci sono dei controlli da fare che sono necessari, noi siamo i primi che li vogliamo, dobbiamo però almeno dare degli acconti che permetta alle aziende di poter sopperire a questa emergenza. E torniamo a Scrivo con il cuore. Vi ricordiamo di scriverci quello che provate, che sentite a luca@zgroup.tv, c'è in sovraimpressione, ma vi leggo ciò che ci manda Franca. Franca scrive così: tu, caro coronavirus, hai messo in ginocchio il pianeta, chi l'avrebbe mai detto? Noi uomini evolutissimi siamo stati fregati da uno come te. Ma come è potuto accadere? Cosa ci è sfuggito di mano? Non è che qualcuno più grande di noi abbia pensato questa cosa per farci rinsavire, metterci di fronte alla nostra pochezza, darci una bella scrollata. Ma per Dio, cosa sta succedendo? Sembra una follia, anzi è una follia. Come ne usciremo? Sicuramente cambiati. Mi auguro che in tutti noi scatti una nuova consapevolezza che ci aiuti a cambiare visione del mondo e dare il giusto valore a ciò che conta veramente. Fratellanza, ecco una parola che dovremmo usare di più, e aggiungerei anche uguaglianza e tolleranza, e rispetto e solidarietà e amore per gli uomini, per gli animali, per l'ambiente. I testi completi li trovate nella nostra pagina di Facebook. È tempo anche di donare, di aiutare. C'è un conto corrente, oltre a quello citato, di Centro Marca Banca, anche di Regione del Veneto. E ora, in conclusione, andiamo a scoprire cosa i Los Massadores stanno progettando per tutti noi. Ciao amici, sono qui per presentarvi il concorso musicale dei miei colleghi Los Massadores, un concorso musicale dal titolo Canta tu ma canta a casa. Per partecipare scrivi il testo di una canzone, il tema è libero, quindi puoi scrivere di amore, corna che hai fatto, corna che hai ricevuto, coronavirus, ornitorinchi, allucevalgo e le fastidiose doppie punte. Poi invia il testo tramite messaggio WhatsApp al 334 7463 989 entro il 25 marzo. I migliori 10 testi verranno pubblicati sulla pagina Facebook del gruppo e il testo che otterrà più mi piace vincerà il concorso e così sarà musicato e cantato direttamente dai Los Massadores. Dai sfogo quindi alla tua creatività, alla tua fantasia, alla tua idiozia. Ciao! Bene, complimenti anche ai Los Massadores. Siamo arrivati alle conclusioni di questa puntata. Vi invitiamo a indicarci, a mandarci le vostre iniziative, quelle che possiamo valorizzarle per starvi vicini, per aiutare per quel che possiamo fare. Tutti i nostri servizi li potete anche seguire su www.cronachetrevigiane.tv. Seguiteci ovviamente dalla nostra pagina di Facebook. Grazie ancora, alla prossima puntata e vi lasciamo ancora una volta. Scrivo con il cuore. Alla prossima.
L'iniziativa si chiama Scrivo con il cuore, a proporla è la redazione di Cronache Trevigiane. È un invito alla scrittura autobiografica e alla condivisione delle proprie emozioni che questo momento particolare propone, cercandone anche una di positiva, facendoci aiutare da un ricordo o da un'immagine. Un piccolo pensiero, una poesia, delle frasi che emergono, gli scritti con il cuore saranno poi letti nel corso delle prossime puntate di Cronache Trevigiane e pubblicati sul sito e nei social media della stessa trasmissione. Inviali assieme ai tuoi dati a luca@zgroup.tv. Nell'oggetto digita Scrivo con il cuore, l'invio vale come consenso alla pubblicazione. Tutte le informazioni su www.cronachetrevigiane.tv e sulla pagina Facebook di Cronache Trevigiane. Astoria ha scelto il sistema di qualità nazionale produzione integrata SQNPI. Salubrità, sostenibilità e salvaguardia ambientale.